Il dilagare del fenomeno della criminalità organizzata negli Stati esteri richiede un contrasto deciso da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, azione che necessita di un opportuno rafforzamento della cooperazione giudiziaria e delle forze di polizia. Il Parlamento europeo si è espresso in tal senso con una risoluzione adottata il 25 ottobre 2011 a Strasburgo. È in questa nuova prospettiva europea che si colloca la sesta giornata del Festival della Legalità svoltasi a Palermo ed a cui ha partecipato anche l'europarlamentare Salvatore Iacolino in visita elettorale oggi a Favara. Abbiamo parlato essenzialmente di prospettive, di giovani, di talenti, ma anche di economia. Le infiltrazioni mafiose sono presenti non soltanto in Sicilia, ma oramai in tutta Europa. Esistono oramai le mafie, non vi è una mafia siciliana, sono le mafie tedesche, turche, bulgara, slava, nigeriana. La sfida è europea, ci vuole una procura europea capace di agire con snellezza e tempestività, coordinando le attività degli Stati membri. Ci vogliono Stati membri che comprendano che bisogna definire la fattispecie associativa di stampo mafioso, così come in Italia, in Germania e in alcuni altri Stati membri, per garantire una omogeneità di intervento ma anche una cooperazione di polizia, ma per garantire e assicurare la esecuzione delle sentenze emesse in uno Stato membro nei confronti dell'altro. Ricorderete la strage di Duisburg, la mafia che la fece franca vendendo una pizzeria che invece avrebbe dovuto essere sottratta alla mafia e reinvestita per finalità pubbliche. Abbiamo fatto un incontro che ha dato una prospettiva a largo raggio ai ragazzi che chiedono perché dobbiamo continuare a credere nella classe politica. Io ritengo che ciascuno si connota distintamente per la propria proposta, per la propria offerta politica, per la propria storia, per le cose che ha fatto e per le cose che intende fare. C'è un consiglio comunale che deve essere sostenuto, c'è un sindaco battagliero come Manganella, ma c'è soprattutto la volontà concreta di cooperare perché la Sicilia diventi realmente centro del Mediterraneo ma anche centro dell'Europa. Forse quello che caratterizzerà queste elezioni sarà appunto la sfiducia dei cittadini. Che cosa si sente di dire lei? Due cose, la prima, che è la cosa più stupida che può fare un cittadino, è astenersi dal diritto sacrosanto al voto. Quindi andate a votare, poi potete votare Iacolino e Musumeci invece come candidato alla presidenza, oppure un altro orientamento politico e altre cose ancora, ma dovete andare a votare. È un giusto il sentimento di antipolitica, ma accanto alla mala politica vi è una buona politica, accanto a una politica del nulla, dell'inconsistenza, vi è una politica della concretezza, dei comportamenti seri, degli stili di vita sobri e appropriati, e c'è una politica soprattutto che ha un primato che risiede in un patto di fiducia col cittadino che può essere restituito, per esempio, scegliendo gli elettori, i rappresentanti a Roma, oggi così com'è, scegliendo sin d'ora e subito i migliori rappresentanti della classe politica provinciale e probabilmente non soltanto provinciale.